questo spazio. Allora, nella seconda parte, dalle 13:30 in avanti, avremo il piacere di avere con noi il dottor Andrea Basile, che è una vecchia conoscenza di Radio Padania e che come sapete è un medico oculista che ci mette in guardia al presentarsi della primavera e estate, al pericolo a cui andiamo incontro se non proteggiamo bene i nostri occhi. Allora vi do appuntamento dalle 13:30 alle 14, alle 13:50 circa. Allora, adesso nella prima parte io vorrei commentare il discorso che ha fatto il nostro capitano Matteo Salvini ieri sera sulla 7. Fra le tante battaglie che ha illustrato, mi è piaciuto molto quando ha parlato di Europa che odia le etichette. Diciamo, chi di voi ha visto l'intervista sa di che cosa parlo. È un argomento che abbiamo toccato molte volte con il nostro eurodeputato Angelo Ciocca, che non so se è in grado di intervenire perché mi ha detto prova, ma non so se sono in grado. Comunque, Angelo Ciocca ha sempre sottolineato che c'è una dura battaglia in Europa non solo dai nemici dell'Italia, ma anche per alcuni deputati italiani che non sempre votano a favore dei nostri prodotti. E a proposito di prodotti, vi segnalo che il Tempo, il 25 febbraio, ha pubblicato un elenco che ha chiamato Classifica dei 10 cibi killer. Nel mondo del mercato del falso Made in Italy si raggiunge la quota di 100 miliardi. Avete capito benissimo, cari ascoltatori, 100 miliardi. Nel 2018, leggo l'articolo di Valentina Conti, in Italia è esploso più di un allarme alimentare al giorno per un totale di ben 398 notifiche inviate all'Unione Europea nel corso dell'anno. Il 78% da importazioni. E quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dell'elaborazione di sistema di allerta rapido. Allora, vi faccio un esempio. Il pesce dalla Spagna, che importiamo dalla Spagna, ha avuto 24 notifiche e perché ha presentato le infestazioni di Anisakis. Anisakis è appunto una tossina che infesta questo pesce dalla Spagna. Allora, le ostriche vive dalla Francia sono state 23 denunce perché è stato trovato il norovirus. L'elenco prosegue con il pollo dalla Polonia. 8 denunce
per salmonella enterica. Poi nocciole dalla Turchia, per 7 denunce per aflatossine. Cozze dalla Spagna, 7 denunce per Escherichia coli. Arachidi dall'Egitto, aflatossine. Manzo refrigerato dal Brasile. Manzo refrigerato dal Brasile. Quindi diciamo nei ristoranti che utilizzano questo manzo refrigerato che proviene dal Brasile hanno ricevuto 6 denunce per Escherichia coli Shigatoxin. Ma l'elenco prosegue. Nocciole da Azerbaijan per aflatossine. Poi il pollo dal Brasile per Escherichia coli, 6 denunce. Adesso chiedo al nostro gentilissimo Roberto. Roberto, ci sei? Prova se riesci a raggiungere per qualche minuto il nostro Angelo Ciocca. Vorrei sapere se anche lui ha visto questa trasmissione in cui il nostro grande capitano si scagliava contro chi non vuole le etichette. Ma quando spremete una confezione di ketchup olandese, che risulta essere il migliore sul mercato, quando rovesciate un sugo conservato sulla vostra pasta, se aprite un barattolo di pelati, in tutti questi casi è bene avere un paio di immagini ben chiare in testa. Un pomodoro duro come una roccia raccolto da bambini cinesi. Un chimico orientale davanti a un tavolo pieno di additivi e coloranti. Una salsa nera conservata in un lercio magazzino del Ghana. Qualche decina di ragazzi e ragazzi, rumeni, bulgari, africani, che chinati su se stessi tirano su cassette, centinaia di cassette per pochi euro di centesimo ogni ora. Bene, avendo queste immagini ben chiare in testa, si può cominciare a leggere Rosso Marcio, che vi consiglio, edizioni PM, una sconvolgente inchiesta internazionale sul pomodoro che finisce nel tuo piatto, dice il sottotitolo. Allora, mi chiedo se non sarebbe il caso per le pizze, per esempio, specificare la nostra pizza è fatta con pomodoro esclusivamente italiano, perché se non lo è, ecco, ci dice purtroppo, allora interrompiamo un attimo, Roberto non è reperibile? Al momento non può rispondere. Ecco, allora va bene, sarà per la prossima volta. Allora, Angelo Ciocca è stato contattato, ma però dal nostro Roberto, però purtroppo ha impossibilitato a rispondere. Ma l'appuntamento è soltanto rimandato, ve lo prometto, perché periodicamente Angelo Ciocca ci aggiorna su questa strana malattia che ha l'Unione Europea di non volere specificare in etichetta da dove viene il prodotto alimentare, chi l'ha confezionato e se è esente da batteri, eccetera, eccetera.
etichetta chiara. Non è che vogliamo la luna, vogliamo solo l'etichetta. E stavo leggendo la storia del pomodoro. Allora, che sappiamo di quel concentrato di pomodoro che riempie le tavole di tutto il mondo? Per capirci, qualcosa è necessario. Partire dalla Cina, il primo esportatore al mondo di concentrato industriale. Allora, vi dico che di pomodoro, a parte il rosso, lì dentro non c'è nulla. La buccia di un pomodoro da industria è molto spessa, resiste e scrocchia sotto i denti quando si cerca di masticarla fresca. Il frutto è così duro, sapete perché? Perché può sopportare lunghi viaggi in camion e sbattimenti da macchinari. Non si rovina, è studiato per questo. Quindi, cari amici, adesso facciamo la pausa, cambieremo argomento decisamente. L'appuntamento con il nostro Angelo Ciocca è solo rimandato. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. 2019, 2019, 2019! Ma chi ha parlato? Sono io, la Digital Radio, quella del sistema DAB+, e sono strafelice perché dall'anno prossimo sarò ufficialmente in tutte le auto. È ora di vivere la magia della Digital Radio. Se stai pensando di comprare una nuova auto, pretendila con il sistema DAB+, il suono perfetto. Dal 2019 In tutte le auto nuove. Dibidi dobidi DAB. anche Radio Padania è in Digital Radio. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net.
molto in questo momento, sono Renata Galanti e conduco una trasmissione al lunedì dalle 13 alle 14. Come vi avevo promesso, nella seconda parte, dalle 13:30 in poi, abbiamo il piacere di avere il dottor Andrea Basile. È una vecchia conoscenza di Radio Padania e alle soglie dell'estate io gli rompo le scatole perché per chiedergli di darci qualche consiglio e per fare il punto sulle patologie oculari. Buongiorno Andrea Basile. Buongiorno Renata, a te e a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Benissimo, il telefono nostro è 0266203529 se qualcuno volesse consigli su tutto quello che riguarda i nostri occhi. Purtroppo il Padre Eterno ce ne ha dati solo 2, allora dobbiamo tenerli molto da conto, molto da conto. Allora, così a che punto è tutto quello che riguarda la ricerca sulle patologie oculari o comunque tutto quello che dobbiamo adottare, tutte le cautele che dobbiamo adottare per conservare questo tesoro? Cara Renata, come al solito hai fatto una bellissima introduzione. La ricerca è costantemente in evoluzione. Il problema ed è veramente si stanno esplorando sempre nuove strade e il problema è l'applicazione pratica, quindi c'è sempre quel lasso di tempo che intercorre tra quelle che sono delle intuizioni, delle nuove possibili esperienze terapeutiche e l'applicazione pratica poi alla popolazione generale. Diciamo che il problema un po' centrale per quello che riguarda l'oculistica, l'oftalmologia, al di là delle evoluzioni sempre più mirabolanti nell'ambito chirurgico, è soprattutto la terapia delle malattie degenerative. Era proprio quello che volevo chiederti. Si sente molto spesso dire ho una maculopatia quando si passa una certa età. Allora, purtroppo i numeri sono in costante aumento perché grazie al cielo si vive di più, ma le patologie della senescenza dobbiamo sopportarle tutte e ricorriamo alla scienza ove si può, però anche la scienza i miracoli non li fa. Allora, la maculopatia è in tutto il mondo in grande evoluzione, mi sembra, vero? Certo, ha perfettamente ragione, ma soprattutto nel mondo occidentale, dove rappresenta già oggi, ormai sta rappresentando la prima causa di ipovisione o di cecità. Cecità no, perché grazie a Dio la degenerazione maculare si salva sempre, il campo visivo periferico si salva, però gravissima ipovisione, si parla di gravissima ipovisione, vuol dire poi non riuscire più a leggere, per esempio. E la cosa effettivamente è drammatica, soprattutto per una persona di una certa età, che deve invece stimolare costantemente la sua attenzione, quale mezzo migliore se non la vista, appunto, per combattere con le altre neurodegenerazioni. Diciamo che la maculopatia oggi è indubbiamente un problema non risolto, è un problema che cerchiamo di combattere, che si dovrebbe combattere come prevenzione primaria, cioè oggi si comincia a fare, cioè che cosa vuol dire? Vuol dire una corretta alimentazione, una corretta protezione dai raggi ultravioletti. Queste sono delle condizioni indispensabili per fare proprio la prevenzione alla base della patologia, cioè nei giovani adulti bisogna insistere in questa direzione,
perché è quello che può portare a un decremento della patologia. Poi per quello che riguarda invece la prevenzione secondaria e terziaria, cioè quando la malattia ormai è in atto, sì. Innegabilmente si ricorre all'utilizzo di nutraceutici, quindi di vitamine, di minerali, di altre sostanze che sono state ben individuate dallo studio ARES-2 per cercare di evitare, cercare di ridurre almeno nel 25% dei casi la evoluzione verso forme gravi di degenerazione maculare senile. E oggi devo dire che con in questo ambito, sempre con un cavallo di battaglia a me molto caro, che però ancora conoscono in pochi, che è la low dose medicine, cioè la medicina dei bassi dosaggi, si stanno, soprattutto con degli organoterapici, si stanno ottenendo dei risultati molto incoraggianti. Detto questo, la patologia chiaramente si differenzia in secca, in degenerazione maculare secca, e questo evidentemente era riferito soprattutto a questo versante. Invece nella degenerazione maculare essudativa, e poi però comunque può shiftare in secca, abbiamo avuto la grande scoperta dei farmaci antiangiogenetici, cioè dei farmaci anticosiddetti EGF, che sono le iniezioni intravitreali che si fanno. Ecco, ne si è parlato, era anche, scusa, se ne era parlato in passato, anche perché era sorto una specie di, non so, chiamiamolo scandaletto. A livello, bravissima, tu stai parlando giustamente diciamo, di uno scontro, diciamo, che poi è diventato istituzionale sull'utilizzo di due differenti farmaci, praticamente di un farmaco Avastin a basso costo e invece della introduzione però si è risolto? Si è risolto? No, la cosa è ancora abbastanza in alto mare, perché perché il problema è non in alto mare, però grazie all'intervento della Società Oftalmologica Italiana si è ottenuto praticamente di poter utilizzare l'Avastin nuovamente. Il problema è che è la trasformazione a livello di AIFA dell'utilizzo appunto di Avastin diciamo off label, cioè fuori normale protocollo, rispetto a Lucentis che invece è on label, quindi dovrà essere l'AIFA poi a determinare incardinare praticamente nel protocollo, diciamo, ufficiale e generale effettivamente anche l'Avastin in modo da non trovarsi per qualsiasi problema anche di tipo legale in una condizione di appunto non essere on label. Ricordiamo che l'AIFA è l'Agenzia Italiana del Farmaco, sì, vero? Bravissima Renata, ecco. Allora aspettiamo che si pronunci una volta per tutte, insomma. Sì, no, direi che ormai dovrebbe essere, mi sembra di essere. Devo dire che qui è stato molto efficace il pressing effettuato appunto dalla Società Oftalmologica Italiana, che permetterà probabilmente appunto di avere, più che altro proprio per avere dei costi molto inferiori sia per il paziente e anche per anche per il sistema sanitario, insomma. Vista che è stata stabilita l'equipollenza tra appunto questi due farmaci. Nel frattempo sono studi, ecco, a proposito di ricerca, ci sono altri farmaci di questo genere che si stanno affacciando, più che altro farmaci che vengono studiati per la loro capacità di protrarre nel tempo la loro azione, perché il problema oggi molto, molto diciamo importante per quello che riguarda gli anti-VEGF è la loro durata limitata, per cui bisogna ripetere molte iniezioni, molto spesso sono iniezioni intravitreali, non dolorose certo, però ogni volta è un impegno evidentemente sia a livello chirurgico sia per il paziente, e spesso queste sono terapie magari che richiedono anche in un anno da 6, 7, 8 iniezioni, quindi non è proprio oltretutto ci sono anche degli effetti collaterali che vanno considerati, quindi si capisce come la ricerca
stia tentando di darci effettivamente un farmaco che sia più duraturo e che quindi sia necessario effettuare meno iniezioni. Allora, ci è arrivata una richiesta di rispondere a questa domanda. L'intervento di cataratta allo stesso occhio può essere rifatto? La signora Lidia, la signora Lidia ci ha inviato questa domanda alla regia. L'intervento di cataratta dopo X anni può essere rifatto o deve essere rifatto o invece dura tutta la vita? No. Allora, l'intervento di cataratta canonico, con l'intervento di cataratta noi togliamo il cristallino dell'occhio opacato e inseriamo un cristallino artificiale. Quindi normalmente, se non ci sono complicanze intraoperatorie o post-operatorie, parte del tempo, l'intervento una volta fatto è fatto, non è che va ripetuto, però ci sono delle varianti legati per esempio a fattori, legati magari sono molto rari, legati al cristallino, a sue possibili dislocazioni o a sue possibili opacizzazioni, ma è molto raro, rarissimo. Allora in quel caso scusa, l'intervento in quel caso. Abbiamo una telefonata, pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno al dottore. Telefono dalla provincia di Brescia. Ultimamente, dottore, io ho 71 anni e ho fatto una visita oculistica nella quale è risultato che ho un inizio di maculopatia. Poi mi hanno fatto la tomografia, posso leggergliela? Bene. Ecco, allora occhio destro, membrana epiretinica con fulcro foveale che determina abolizione del profilo foveale, zona ellissoide conservata. Occhio sinistro, profilo e spessore retinico nel limite di norma, alcuni sforzi di aumentata riflettività retinica interna al polo posteriore. Ora, premetto che io sono un paio d'anni, forse anche di più, che non metto gli occhiali da sole e vado al mare. Perché? Questo è un peccato. Ascolti, dobbiamo chiarirci un attimo, perché questa non è una degenerazione maculare senile. Questa è, da come mi ha letto lei giustamente, è una sindrome dell'interfaccia vitroretinica, cioè è un ispessimento della membrana limitante interna del vitro che va a creare trazione sulla retina. Quindi non è la retina malata, ma è questo ispessimento vitreale che porta alla trazione della macula. Quindi è un campo diverso, non è appunto una degenerazione maculare. Questo normalmente, queste trazioni, devo dire che nel 90% dei casi rimangono abbastanza stabili nel tempo e non creano problematiche gravi a livello della macula. Ma un altro 10% dei casi, 5-10% dei casi, porta effettivamente a trazione grave della macula e quindi bisogna risolvere questa trazione e questa viene risolta normalmente con un intervento chirurgico. Come ci si arriva? Ci si arriva sia valutando l'evoluzione della trazione nel tempo con l'OCT, sia valutando la visione, il disturbo visivo e il visus e così via. Quindi, ecco, ma comunque d'estate, dottore, lei conferma che gli occhiali vanno sempre messi? Sì, assolutamente sì, perché il sole è un nostro grande amico. Il sole è un nostro grande amico perché ci permette di formare vitamina D che, guarda caso, è indispensabile anche per il metabolismo retinico e per la protezione anche di quella che può essere anche una prevenzione di quella che può essere anche la degenerazione a livello della retina, ma la diretta influenza dei raggi ultravioletti sull'occhio, soprattutto negli occhi che sono stati operati di cataratta, è importantissimo, vanno riparati dai raggi ultravioletti, dalla luce blu. E quindi l'uso, come dicevi tu giustamente, come tu ogni anno so che in maniera veramente encomiabile sostieni, bisogna proteggersi dai raggi ultravioletti. Il sole è un grande amico, ce ne dobbiamo prendere di sole, tanto sole, ma compatibilmente anche con la pelle, con tutti i problemi ovvi, ma per quello che riguarda gli occhi
bisogna avere l'accortezza di proteggerci evidentemente dall'eccesso di raggi ultravioletti che creano fotossidazione, certo. e quindi predispongono alle malattie degenerative della retina. Allora, a tutti è consigliabile da 0 a 100 anni di mettere comunque gli occhiali. Bravissima Renata, e grazie alle tue trasmissioni li ho comprati anch'io e me li metto anch'io spesso. Allora, poi speriamo di avere risposto. Roberto, è ancora in collegamento l'ascoltatore? No. Abbiamo risposto, casomai può richiamare se ha qualcos'altro da chiedere. Allora, appunto, occhiali da sole, ma quali? Punto di domanda. Quelle che trovate sui banchetti anonimi, per favore non comprateli. Comprate degli occhiali esteticamente, scegliete quello che volete, ma le lenti devono essere garantite da un oculista serio, cioè in poche parole non comprate tarocchi. Lo so che mi inimicherò molta gente, ma insomma, allora io quando vedo le nonne con i bambini che dicono "oh che carino questo occhiale con la farfallina" e glielo comprano, ecco, gli occhiali con la farfallina li lasciate lì sul banchetto. Dottore, d'accordo? D'accordissimo, tieni conto che poi è assolutamente corretto, abbiamo scuole di ottici che sono in grado di dare informazioni corrette e professionali riguardo all'uso degli occhiali da sole, che può essere anche diverso da persona a persona, soprattutto se sono persone magari che sono anche affette da patologie oculari, tipo soprattutto appunto la degenerazione maculare senile. Bisogna informarsi, bisogna usare. Conviene, io dico sempre, che qualche mio paziente giustamente me lo dice: dottore, lei parla bene, ma le cose costano, e ha ragione, però bisogna anche sapersi un attimo gestire, quindi meglio rinunciare a un pacchetto di sigarette, ma rinunciare magari a un caffè al bar tutti i giorni e prenderlo dalle amiche, certo. E piano piano mettersi via certo. 2 soldini per comprarsi un buon occhiale da sole. Questo è quello che dico sempre, può sembrare banale, ma è la base per poter affrontare tutti con le proprie tasche e con le proprie possibilità gli importanti problemi di prevenzione come tu hai sottolineato. Grazie dottore, allora dei consigli meravigliosi che ci ha dato, e auguriamo buone vacanze a tutti coloro che vanno in montagna, al mare, eccetera, ma proteggete i vostri occhi. Ne abbiamo solo 2, e non sono intercambiabili. Grazie dottore, grazie a te. Grazie. Saluto a tutti. Allora, abbiamo ancora 1 minuto, Roberto. Ecco, volevo segnalarvi un libro molto carino, si chiama Perché? È stato scritto da Maurizio Maria Fossati, Morellini editore, e tanto per darvi un'idea, ci sono oltre 100 quiz per svelare le curiosità della scienza. Io ringrazio l'autore che ha voluto farmene avere una copia. Ve ne leggo una. Perché le mosche camminano sul soffitto senza cadere? Allora, sapete qual è la mosca più famosa del mondo? Probabilmente quella che il giovane Giotto, nel periodo di apprendistato presso Cimabue, dipinse su un'opera del maestro. Si narra che il disegno fosse così convincente che il Cimabue cercò addirittura di scacciarlo. Le mosche sono in grado di camminare ovunque. Allora, perché? Così, ci sono 3 possibili risposte. Così piccole non risentono della forza di gravità.
B, se cernono una sostanza colloidale. C, hanno zampe munite di artigli e ventose. La risposta giusta è la C. E se volete divertirvi, provateci con questo quiz delle scienza. A risentirci lunedì prossimo alla stessa ora. Un saluto da Renata Galanti. Avete ascoltato Sani nel terzo